innanzitutto io intervengo qui come tecnico e non come politico, e come tecnico vorrei fare un piccolissimo inciso, visto che comunque mi rifiuterò in questo consesso di parlare di sondaggi preelettorali. Proprio alla vigilia comunque delle elezioni siciliane vi dico facciamo attenzione a tutti i sondaggi preelettorali che sono stati fatti finora, perché proprio in virtù di questa antipolitica imperante ci sono dei motivi tecnici per ritenere che non siano proprio, la maggior parte di essi non siano, come dire, rispettosi della realtà. Chiudo questo piccolo inciso e procedo. Dunque, vi vorrei presentare alcuni flash, 3 piccole pillole di sondaggi che Queris ha fatto negli ultimi tempi e alcuni dei quali non sono ancora stati pubblicati, quindi sono proprio presentati in esclusiva in questo consesso. Vorrei parlare in particolare, mi aiuto con la regia in questo momento, di qualità della vita nei comuni veneti. Visto che parlate di un progetto per l'Italia che parte dal Veneto, vediamo un po' qual è la percezione dei veneti rispetto alla qualità della vita nel loro comune. Come possiamo vedere nella slide 3, noi abbiamo in questo momento una qualità della vita espressa dai cittadini piuttosto elevata. Il dato medio è pari a 8,09, quindi 8,1, e nessuno degli intervistati, come vedete nella slide alle mie spalle, ha espresso dei valori inferiori a 5 su una scala da 1 a 10. Il riferimento potrebbe voler dire che è una buona percezione o una cattiva percezione, la media italiana è pari a 7,4. Questo significa che i cittadini veneti ritengono che la qualità della vita del loro comune sia buona e che sia comunque migliore rispetto alla media dei comuni italiani. Un elemento diciamo, particolarmente importante poi che genera speranza ulteriore per il futuro è la slide successiva, la numero 4, in cui abbiamo chiesto ai nostri intervistati diciamo, quanto conta il passaparola, cioè quanto essi sarebbero disponibili a consigliare a qualcuno di andare a vivere nel proprio comune. Anche qui il dato è elevato, anche qui non ci sono 5, sale leggermente diciamo, la percentuale di chi non è in grado di rispondere alla domanda, ma la media è più alta, quindi vuol dire che la propensione a consigliare il comune è elevata ed è superiore alla qualità della vita che viene percepita. Quindi vuol dire che c'è una speranza interessante per il futuro ed è una qualità che diventerà sempre più solida. Questo solo per dirvi che in questo momento le condizioni quindi del cittadino veneto rispetto ai servizi, alla qualità della vita con le persone, con il gruppo dei pari, con tutto il contesto che li circonda, è comunque considerato buono e in miglioramento per il futuro. Andiamo a vedere invece qualche nota negativa, che è relativa naturalmente al contesto attuale, relativa ai cosiddetti stili di vita dei veneti. Naturalmente non scopro diciamo, nessun altarino particolare quando dico che l'83% dei veneti è molto preoccupato per la crisi, ed è una categoria, cioè non c'è una categoria particolare che domina, ma è trasversale. Parliamo di occupati, come di casalinghe e di pensionati, parliamo di giovani come di anziani. Uno dei motivi che rende la crisi particolarmente mordente e strutturale è il seguente. Nel passato, come indicatore per dire che la crisi c'era, ma non era così forte da noi rispetto ad altre aree del paese, si usava una domanda tipica, che era quella, ad esempio, di chiedere ma tu conosci qualcuno che è in cassa integrazione, che è licenziato, che fa fatica a pagare il mutuo? Fino a 2 o 3 anni fa la percentuale era molto bassa, addirittura prevalevano in
in percentuale le persone che non avevano nessuna esperienza di gente, di amici, di conoscenti nella loro stretta cerchia che avesse delle esperienze negative di questo tipo. Ora questi indicatori adesso sono radicalmente cambiati. La condizione più diffusa è la conoscenza di gente che è in difficoltà nel pagare mutui, affitti e bollette. Il 60% degli intervistati conosce 3, 4 o più persone o famiglie che si trovano in questa condizione. Solo l'1% degli intervistati non conosce nessuno che non si trovi in questa condizione. Al secondo posto abbiamo la perdita del lavoro. Il 45% degli intervistati conosce qualcuno che ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità. Il 34% conosce una persona, il 30% ne conosce 2 e solo il 10% non conosce nessuno che si trovi in queste condizioni. Questo ci fa capire come effettivamente siamo proprio arrivati in un momento importante della crisi che prima coinvolgeva, alla quale prima eravamo sottoposti solamente per sentito dire, adesso invece verifichiamo veramente sulla nostra pelle o sulla pelle dei nostri conoscenti questa realtà. Andando a vedere la slide numero 6, vediamo un elemento che non fa altro che confermare quello che abbiamo detto finora. Cioè ai nostri intervistati quest'anno abbiamo chiesto se rispetto all'anno scorso il loro stile di vita è migliorato, peggiorato oppure è rimasto invariato. Migliorato 1,6%, una percentuale assolutamente residuale. Rimasto invariato 50,1%, ma in questo 50,1% c'è una buona parte di gente che l'aveva visto peggiorato l'anno precedente e 42,7% che invece ritiene che quest'anno si sia o peggiorato o ulteriormente peggiorato. Un motivo di speranza, anche se resta comunque una situazione grave, è la slide numero 7, in cui abbiamo chiesto ai nostri intervistati invece per il prossimo futuro che cosa pensano avverrà del loro tenore di vita. Ora noi vediamo che abbiamo sulla slide 7 un cambierà in peggio che è un 34,3%, è comunque un dato molto alto, però vi faccio notare che è di 8 punti percentuali inferiore a quelli che dicono di aver visto il tenore di vita peggiorato quest'anno rispetto all'anno scorso. Quindi c'è una lieve contrazione nella percezione della difficoltà per il futuro. Oltre al fatto che ancora una volta, come anche per tutti i sondaggi in cui si chiedono indicazioni per il futuro, vediamo un elemento fondamentale, cioè il fatto che il 25% dei nostri intervistati sia indeciso, non sa, non risponde. Non esistono coordinate in questo momento precise per essere in grado di definire la propria situazione con certezza per il futuro. Un 4,3% in questo caso dice che cambierà in meglio ed è molto meglio di quell'1,6 e 8 che abbiamo visto in precedenza. Quindi le prospettive, almeno dal punto di vista della speranza, se non di un ottimismo moderato, ci sono e sono interessanti. Vorrei prendere adesso in considerazione un altro aspetto, un elemento importante che è quello delle aziende, tanto per chiudere velocemente il mio intervento. Vedevo sul vostro manifesto, ecco, al punto 2 si parla di accesso al credito, di sostegno dell'accesso al credito. Mi pare proprio interessantissimo e in linea con quello che vi andrò a dire adesso, perché questi dati sono freschi, quindi li guardo anche io adesso in questo momento insieme a voi, sapendo che nel 2011 le perdite sui crediti messe a bilancio delle aziende italiane, di tutta Italia, corrispondevano a 40 miliardi di euro, una cifra che incide particolarmente sul PIL, una cifra paurosa. Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di conoscere le
quali sono le loro, diciamo, percezioni rispetto ai ritardi nei pagamenti. Abbiamo fatto un sondaggio esclusivamente su aziende venete, su 275 aziende venete, quindi un sondaggio di dimensioni enormi, considerata la regione, soprattutto piccole e medie imprese, quindi massimo, grosso modo la maggior parte almeno non più di 10 dipendenti e un fatturato che stava al massimo intorno ai 5 milioni. Esattamente, adesso non ho i dati precisi, comunque esattamente il tessuto imprenditoriale veneto, che è distinto e particolare rispetto agli altri, e abbiamo cercato di capire appunto quali erano i ritardi nei pagamenti, tenendo conto di un dato, anche questo diciamo ufficiale, che il Veneto resta una delle regioni più virtuose d'Italia, perché le aziende, diciamo, che pagano con più regolarità sono le aziende dell'Emilia Romagna, che hanno un 55% di imprese puntuali nei pagamenti. Segue il Veneto con il 52% di imprese puntuali nei pagamenti, chiude la Sardegna con meno di un terzo delle imprese puntuali nei pagamenti. Detto questo, considerato che allora in questo contesto noi ci troviamo, diciamo, in una specie di isola felice, andiamo a vedere la slide 9, in cui facciamo un momento velocemente un piccolo ripasso su come sta andando la situazione in Europa. Come vedete, esatto, dal 2008 al 2011 i ritardi medi nei pagamenti, che in Italia erano di 27 giorni, sono più che raddoppiati e sono passati a 53 giorni. Mentre man mano che proseguiva la crisi, come vedete, la Germania addirittura li ha ridotti, l'Inghilterra, la Gran Bretagna li ha portati a zero e sono calati in Francia e anche in Spagna, ahimè, anche in Spagna sono calati. L'unico paese in cui sono aumentati enormemente resta l'Italia. All'interno dell'Italia il Veneto è una delle regioni più virtuose. Slide numero 10. A questo punto, nel corso degli ultimi 12 mesi il ritardo dei tempi di pagamenti da parte della sua clientela è rimasto invariato, aumentato o non ha avuto ritardi? Allora, non ha avuto ritardi un 6,8%, bassissimo, aumentato 40%, rimasto invariato 44,9%, anche se in questo caso non sappiamo a quanto ammontava prima. Sappiamo certamente comunque che un 40% di imprese venete sta soffrendo particolarmente questo fenomeno, da cui peraltro in questo sondaggio è escluso il rapporto con la pubblica amministrazione, cosa che renderebbe quel numero ancora più grave per alcuni settori della pubblica amministrazione. E quindi un 40%, diciamo, come vi dicevo, soffre maggiormente rispetto agli anni passati. Slide 11, e secondo lei nei prossimi 12 mesi i ritardi nei tempi di pagamento della clientela come saranno? Percezione peggiore, un 51,3%, quindi un 10, un 11% in più ritiene che addirittura essi aumenteranno. Solo un 4% pensa di non avere ritardi, addirittura un residualissimo meno dell'1% pensa che diminuiranno e un 43,5% invece ritiene che essi saranno invariati. Allora, che cosa dire da queste piccole tre pillole che vi volevo lanciare? Innanzitutto che, diciamo, la situazione è, diciamo, come si dice, disperata ma non cattiva, non mi ricordo più il motto qual era. Comunque rispetto all'Italia noi stiamo senz'altro meglio, rispetto all'Italia in generale, sia come qualità della vita percepita, sia come capacità di accesso al credito delle aziende, che comunque resta diciamo molto, molto grave, mette in difficoltà molte aziende. Abbiamo visto anche episodi estremamente drammatici anche questa settimana proprio in Veneto, dovuti in parte anche alla stretta creditizia e alla difficoltà di raccogliere tutti i crediti da parte delle aziende.
Nonostante questo, ecco, rispetto ad altre condizioni, situazioni, eccetera, siamo in una situazione migliore. E inoltre, almeno per quanto riguarda in parte le famiglie, meno nelle imprese ma in parte nelle famiglie, vediamo un tentativo di rialzarsi, una speranza, un ottimismo diciamo sotto traccia che come segnale debole riteniamo importante e anche diciamo da parte vostra da poterlo interpretare ed essere in grado di migliorare ulteriormente le condizioni portando una parte del nostro modello al di fuori della regione e comunque migliorando e puntellando esso stesso rispetto alle best practice internazionali. Grazie. Ringraziamo Giorgio De Carlo. Adesso faccio salire sul palco il segretario